Sono oltre 400 le domande effettuate per l'accesso ai contributi previsti dall'edizione 2019 del bando regionale rivolto alle imprese a prevalente conduzione femminile. Ciò dimostra, ha sottolineato l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, la vitalità e la voglia di innovarsi delle imprenditrici venete. La fase di presentazione delle domande, operazione supportata nei mesi scorsi dall'area mercato di Confartigianato Vicenza, si è chiusa ad aprile e i dati diffusi dalla Regione mostrano che le richieste quest'anno sono aumentate di 100 unità. La disponibilità complessiva era 3 milioni di euro, disponibili sotto forma di un contributo a fondo perduto per investimenti riguardanti attrezzature, impianti produttivi, hardware, macchinari, arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, mezzi di trasporto e programmi informatici. In Veneto le imprenditrici rappresentano oggi il 27,3% dei titolari di impresa, una percentuale in continua crescita grazie anche alle politiche regionali.